Buonasera a tutti e benvenuti a questa nostra iniziativa. Io sono Nicola Gianesin, uno dei soci fondatori di Gianesin Canepari Partners. Vicino a me Mara Faoro, siamo entrambi vaccinati, per cui Sì. a prova di qualsiasi virus. E Mara, nostra esperta, nostra referente per tutte le tematiche che hanno a che fare con gli strumenti di finanziamento. E l'obiettivo di questo incontro, che è un po' diciamo, a completamento di un ciclo abbastanza intenso che abbiamo sviluppato negli ultimi mesi, ha due finalità. Da un lato è una last call, se vogliamo, con l'ultima scadenza di un importante bando del Fondo Sociale e dall'altro lato presenta uno strumento nuovo e anche questo peraltro con scadenza molto di breve, ma l'interesse di questo strumento, al di là del contenuto specifico, è anche far capire come il mondo dei finanziamenti stia cambiando in modo molto importante e quindi da questo punto di vista sia noi come società di servizi che le nostre imprese pensiamo debbano cogliere queste tendenze. Quindi questo incontro ha un duplice scopo: presentare due strumenti e poi lasciarvi alcune riflessioni, utili magari anche per la pausa estiva, su come attrezzarsi come singola azienda per utilizzare tutte o comunque la maggior parte possibile delle forme di agevolazione che stanno arrivando, arriveranno sicuramente e continueranno ad arrivare nei prossimi mesi e anni a supporto delle imprese. Iniziamo quindi immediatamente con i due strumenti. Mara li descriverà dal punto di vista tecnico, io poi proporrò alcuni possibili concreti utilizzi di questi strumenti. Come sempre nella barra che ormai è super nota di Zoom c'è la casella DNR o Q&A, quindi domande e risposte, dove chi ha delle domande da fare può scriverle e quindi alle quali daremo poi risposta alla fine di questo breve webinar. Quindi adesso iniziamo alla disamina dei due strumenti, lascio la parola a Mara e vi chiedo di seguire sulle slide. Buonasera a tutti, come anticipato da Nicola, io mi occupo per Gianesin Canepari Partners della ricerca, la gestione dei contributi, finanziamenti per le aziende. In particolare oggi vi illustro due misure, le ultime due misure della Regione Veneto per questa prima della pausa estiva, diciamo. La prima, scusate, ecco, la prima è la DGR 497 della Regione Veneto, Europa Regione Veneto, è un fondo sociale europeo, si chiama Alleniamoci al futuro, nuove competenze per il lavoro che cambia. Questa direttiva è una direttiva aperta ormai da aprile, previsti 3 sportelli, 2 sono già superati, abbiamo l'ultimo sportello in scadenza il 16 luglio. È un bando appunto promosso dalla Regione Veneto per consentire alle imprese e alle persone di migliorare la loro capacità di rispondere a periodi di crisi o di trasformazione. Vediamo nello specifico di cosa si tratta. Questo bando, ve lo dico per completezza, prevedeva due misure. La misura 1 e la misura 2. La misura 2 è scaduta, non possiamo più presentare progetti nella misura 2, però diciamo che la misura 2 era il classico fondo sociale europeo, la classica formazione per il personale dipendente e per anche i soci titolari, quella che siamo abituati a sentire solitamente. C'è in questa prossima scadenza questa misura, questa linea 1 che è diciamo un po' una novità da un punto di vista progettuale, perché si tratta di non tanto di formazione ma di consulenza, di coaching e di assistenza. Infatti si chiama linea 1 imprese pronte, resilienti, operative, cioè sono interventi di consulenza brevi, concreti, subito orientati al raggiungimento tempestivo dei fabbisogni delle aziende.
Le tematiche degli interventi di consulenza sono svariate. Qui possiamo presentare progetti di consulenza sull'innovazione digitale e tecnologica, sul miglioramento dell'efficienza, quindi su smart working, possiamo fare piani di azioni di rilancio, sono previste anche questo genere di ricerche, possiamo fare possiamo fare riorganizzazione aziendale, quindi sulle persone, lavorare sulle persone, possiamo promuovere interventi di innovazione di processo di prodotto e tutto questo con l'impegno di persone che possono essere titolari o dipendenti dell'azienda, ma anche di un numero minore che se no quelli proposti di formazione che di solito richiedono sempre un impegno più importante da parte dell'azienda. I destinatari appunto sono i lavori occupati presso le imprese di tutti i settori, ad esclusione di alcuni che vi dico dopo. Devono essere ovviamente aziende che sono localizzate sul territorio regionale, possono partecipare anche i liberi professionisti, i titolari di impresa e i soci di impresa. Non sono ammissibili come destinatari i soggetti della sanità riferiti ai settori di sanità, socioassistenziale e silvicoltura e pesca, agricoltura, e i soggetti pubblici, gli organismi di formazione, e importante è che un'azienda può partecipare solamente a un progetto di una sola linea, in questo caso c'è solo la linea 1, però se chi sta partecipando in questo momento ha già presentato in DGR 497 per se stesso oppure con un altro ente di formazione, non presenti assolutamente in questo sportello, perché altrimenti i progetti entrambi vengono resi inammissibili dalla regione, quindi no, conviene. È premiante per l'approvazione del progetto che un'azienda non abbia presentato progetti nelle due successive, no, scusate, le due precedenti direttive in essere, quindi la direttiva la 1010 e la 1311. La 1311 si è conclusa qualche mese fa, sono le ultime due direttive del Fondo Sociale di Formazione di questo genere. Non è che si venga esclusi a priori, però è premiante se non si è partecipato. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 16 luglio alle ore 13, quindi la prossima settimana. Allora, se un'azienda ha in mente un progetto, essendo che sono progetti snelli, veloci, concreti, se ha già in mente di voler fare, se ha bisogno di una consulenza che va nell'arco di un anno, da settembre, questo settembre che arriva, per un anno, può contattarci e noi possiamo presentare un progetto a titolarità aziendale. Oppure noi attualmente stiamo presentando un progetto dove abbiamo già un gruppo di aziende insieme che faranno la loro consulenza, ognuno per sé aziendale. Si tratta di un centinaio di ore su temi che adesso Nicola vi spiegherà più nel contenuto. Le tempistiche di realizzazione, come dicevo, l'approvazione dei progetti sarà presumibilmente entro agosto, l'avvio degli interventi in autunno 2021 e quindi la durata del progetto è di un anno. Adesso lascio parola a Nicola che vi dice più contenuto che tecnicismo. Bene, ecco, direi ancora prima di entrare poi negli esempi pratici, è già questa una riflessione secondo me importante di come sta evolvendo il modello. Se, come immagino, molti di voi abbiano già usato nel passato il famoso Fondo Sociale Europeo, sa che fino a un anno fa il mantra era formazione, aula, registro, no? Cose che rimangono tutte, però per la prima volta in assoluto in questa DGR è proprio apparsa questa misura 1
chi invece va su interventi di consulenza, di voucher e quindi di interventi anche molto più operativi e con delle modalità di erogazione più flessibile. Ecco, questo è uno dei primi esempi, no? Assieme con il bando che vedremo poi, di questa evoluzione, secondo noi molto positiva, nella varietà delle possibili alternative con cui utilizzare questi strumenti. Cioè ci si è avvicinati ancora di più e questo in modo, diciamo, come sorpresa perché non ce lo aspettavamo, ma appunto, ripeto, sorpresa positiva, ci si è avvicinati molto alla concretezza, al fare, all'abbandonare l'aula per trasferirsi anche in fabbrica, nel Gemba, come si dice, per fare attività concrete e pratiche. Ecco appunto, quali potrebbero essere? Potrebbero essere, per esempio, consulenza individuale su cantieri di miglioramento in fabbrica. Quindi, come diceva Mara, se qualcuno di voi ha già in essere dei progetti con, non necessariamente con noi come società di consulenza, ma anche con altri professionisti, può integrare, diciamo, il percorso che magari ha già concordato, inserendo ore coperte da questo strumento per continuare a fare azioni, diciamo, operative di miglioramento. Oppure, per esempio, un altro tema molto interessante, che è anche premiante, fare azioni di filiera, cioè se io sono un'azienda capofila veneta che vuole fare un percorso congiunto con i nostri fornitori principali, anche qui, purché i loro siti produttivi o alcuni dei loro siti produttivi siano in Veneto, ecco che si può costruire un progetto che permetta di fare un lavoro interaziendale, ma di filiera, non generico. E anche qui mixando attività di consulenza, di formazione o anche di altro tipo di approccio. Azioni di sviluppo mercati, quindi se noi vogliamo lavorare sull'aspetto dell'internazionalizzazione, ma anche qui è chiaro, senza necessariamente fare grandi progettazioni strategiche, ma per esempio lavorando nella forma di un supporto operativo nel miglioramento della capacità di generare lead, piuttosto che nella capacità di dare risposte in tempo veloce e coerente ai nostri clienti, piuttosto che ancora nell'ottica di migliorare dal punto di vista dell'in-office i processi non operativi, non di fabbrica, ma quelli relativi alle attività d'ufficio. Ancora tema senz'altro caldo, no? Adesso per fortuna molte delle persone sono rientrate in azienda, ma molti dei lati positivi dello smart working sono rimasti, quindi perché anche per esempio non utilizzare questo strumento per definire dei protocolli organizzativi, nel senso quando e come ha senso lavorare da casa o comunque in forma remota, quando e come ha senso tornare a lavorare in ufficio, con quali strumenti, con quali spazi, con quali attrezzature. Questo è un altro esempio estremamente pratico, no? di utilizzare questo tipo di risorsa. Di conseguenza il tema dell'attivazione a livello di soluzioni digitali per quanto riguarda il miglioramento dei processi. Quindi tutti questi esempi possono proprio essere ideali, quindi fondamentalmente, come poi diremo alla fine, non c'è tempo per pensare da zero, però se qualcuna delle vostre aziende ha già in essere dei progetti che sono riconducibili a queste misure o a misure simili, possiamo tranquillamente e rapidamente supportarvi per provare a richiedere questo contributo. Come diceva Mara, noi per esempio abbiamo già adesso un progetto interaziendale in essere sulle tematiche dell'efficienza e dell'eccellenza operativa, che quindi è già imbastito, è già definito e potremmo tranquillamente aggiungere aziende che volessero sposare questo tipo di impostazione. Se invece un'azienda ha delle esigenze peculiari, facendo un po' di corse, ma vi ripeto, insomma, la progettazione poi lo seguiamo direttamente noi, c'è spazio per provare, diciamo, da qui a venerdì prossimo a utilizzare questa opportunità. Ecco, quindi esempi molto concreti, vi ripeto però, è già un segno importante di un cambiamento di attitudine da parte di chi disegna, descrive, progetta i bandi a favore di una attenzione ancora più forte all'efficacia operativa di questi strumenti. Quindi adesso ripasso parola a Mara per vedere il secondo strumento, la seconda misura sempre della Regione Veneto. Grazie.
Questo è un bando di DGR 724-2021 di Veneto Sviluppo. Mentre prima parliamo di un contributo Regione Veneto a fondo perduto, qui parliamo di un rimborso a fronte di spese che sostiene l'azienda e ora vediamo di che genere. Questo è un bando nuovo, interessante, però effettivamente molto impegnativo. Bisogna ben capire, bisogna avere ben un'idea chiara di innovazione e quindi l'azienda deve avere una concretezza in questo genere. Questa misura appunto è un bando di concessione di agevolazioni regionali a favore di imprese e liberi professionisti, ma noi ci concentriamo sulla misura rivolta alle imprese a sostegno dei progetti di innovazione, di vera innovazione. Qual è la finalità? Sostenere l'innovazione di processo quale misura anticrisi per la ripartenza del sistema economico post pandemia. Quindi il Veneto Sviluppo dà una mano alle aziende, vuole dare una mano alle aziende che hanno voglia di ripartire, reinvestire in innovazione, e sappiamo che se si fanno questi generi di investimenti sull'innovazione sono sempre, non costano di certo poco. I beneficiari di questo bando, per partecipare a questo bando bisogna essere micro, piccole, medie e grandi imprese che investono in innovazione di processo e che hanno intenzione di fare o hanno già in essere investimenti in beni di industria 4.0. Oltre a questo, le imprese devono avere come codice Ateco, quindi dalla visura camerale si evince, quindi come attività principale o anche secondaria, perché a volte un'azienda ha più di un codice Ateco, deve avere la classificazione C, attività manifatturiere. I progetti che sono ammissibili, che si possono presentare, sono appunto interventi di innovazione di processo, interventi di innovazione dell'organizzazione. Consigliamo, perché poi abbiamo sentito degli esperti, i progettisti che poi scriveranno questi progetti, è possibile anche fare un progetto solamente di consulenza. Però ci hanno già informato che sarebbe un po' debole, diciamo. Quindi il nostro consiglio è che un'azienda che partecipa abbia almeno un piano di investimenti da realizzare nell'arco di 3 anni in attrezzature, un software di industria 4.0 e da lì agganciare la consulenza necessaria. Questo è un consiglio che ci hanno dato. Le spese ammissibili sono appunto investimenti in beni strumentali che devono 4.0, sempre parliamo di industria 4.0, che devono essere almeno il 50% delle spese. Insieme ci possiamo agganciare servizi di consulenza esterna per l'innovazione, costi per brevetti o licenze, oppure costi relativi a materiali, a forniture che sono massimo il 10% del progetto, che imputabili a questi interventi di innovazione. L'intensità del contributo inteso come rimborso, cioè nelle piccole, micro e medie imprese, quindi nelle PMI, se il progetto viene approvato, Veneto Sviluppo rimborsa del 50% a fondo perduto, quindi vi dà esattamente la metà di quello che voi avete preventivato e speso e sostenuto. Poi c'è un'altra quota, il 25% di finanziamento agevolato su spese di investimento Industria 4.0. Le grandi imprese invece hanno percentuali diverse, quindi hanno il 20% fondo perduto e il 40% di finanziamento agevolato. La scadenza per la presentazione del progetto è il 26 luglio, per
però diciamo che entro il 20 luglio, il 21 luglio massimo, se uno ha intenzione di presentare il progetto, dobbiamo raccogliere una serie come si dice, di documentazione, perché è un progetto appunto complesso, non è il solito click day, che questo fa anche da un certo punto di vista piacere, perché viene valorizzato il contenuto e non la forma, e c'è una graduatoria in base alla tipologia di azienda. Ad esempio c'è un punteggio, cioè se l'azienda è certificata qualità ha un punteggio, se ha la responsabilità sociale ha un altro punteggio, se ha la certificazione ambientale ha un altro punteggio ancora più alto, se presenta dei preventivi su macchinari di un certo livello e di una certa intensità ha un punteggio maggiore. Adesso non sto qui a elencarvi tutto perché sono 3 pagine di robe. Comunque se avete l'idea di magari poter rientrare con queste caratteristiche, contattateci velocemente, che così facciamo un'analisi della situazione e vi diciamo subito se vale la pena o non vale la pena, e proviamo a presentare, cioè vi aiutiamo a presentare il progetto. Dall'approvazione c'è tempo 18 mesi per svolgere il progetto e quindi sostenere le spese e poi avere il conseguente rimborso e anche acconti intermedi. Questo è la cosa tecnica. Adesso passo la parola a Nicola. Sì, anche qui allora, anche qua, sempre come prima. In realtà, in questo caso, l'interlocutore è addirittura, non è più, diciamo, la regione in quanto ufficio o comunque dipartimento della formazione, ma è Veneto Sviluppo, no? Quindi anche qua interlocutori ulteriori, no? Come sapete, Veneto Sviluppo ha addirittura un braccio operativo che fa M&A, cioè che fa investimenti, e quindi, proprio come diceva bene Mara, in questo caso l'obiettivo della progettazione è presentare un vero e proprio business plan, cioè un piano strategico di medio e anche lungo periodo. Perché l'interlocutore, tra virgolette, da convincere, a differenza della misura precedente, dove appunto è l'entità, l'assessorato che poi cura la formazione, qui è come se voi doveste convincere un investitore, no? A far sì che sia intenzionato a mettere del capitale nel vostro progetto. Quindi anche qua, di nuovo, interlocutori diversi, modalità diverse, competenze diverse, sia diciamo nostre come gestori di queste opportunità, ma soprattutto delle aziende che ancora di più, rispetto a quanto dovrebbe comunque normalmente essere, devono essere in grado di pianificare, cioè di elaborare dei piani solidi che stanno in piedi e che sono anche convincenti verso chi poi questi fondi dovrà erogare. Quindi anche qua gli esempi quali potrebbero essere? L'innovazione sul prodotto, però di prodotto strettamente poi connessa con quella di processo. E quindi anche qua si richiama molto, no, si richiamano molto le misure nazionali dei crediti d'imposta, appunto delle misure nazionali su Industria 4.0. Il tema fondamentale però è, come sempre in questo caso, che deve essere un'innovazione importante, percepita, non è l'adozione di una pratica standard o un miglioramento incrementale. No? Ma diciamo la cosa interessante è che è anche molto di processo, quindi di logiche produttive, di logiche logistiche distributive, di logiche di strumenti per l'innovazione, la prototipazione veloce e tutte le soluzioni poi di tipo digitale. Così come poi l'accesso ai sistemi di protezione della proprietà intellettuale, quindi gli aspetti dei brevetti diciamo, di tutto quello che ha a che fare con la conoscenza. Ecco, quindi in buona sostanza in questo caso dobbiamo, appunto come diceva Mara, non è una roba che decido oggi e per il 26 progettiamo. Qui ancora di più rispetto a prima serve che l'azienda abbia già un piano di innovazione, della progettualità già avviata e anche una propria capacità finanziaria, cioè che non deleghi tutta la
lo svolgimento del proprio piano all'unico contributo, questo, che si andrà a chiedere, ma che questo contributo sia parte di un mix di fonti che appunto renda, diciamo, chiaro a Veneto Sviluppo il fatto che l'azienda non ci ha cominciato a pensare 3 giorni prima, ma è parte di una vera e propria strategia. Quindi in questo caso, mentre la misura 1 si può anche partire da zero adesso e arrivare, perché stiamo parlando di interventi molto mirati e puntuali, qui no. Qui se l'azienda non ha già delle idee chiare e già delle strutture di informazioni solide, non ha senso partire, perché sarà molto, molto difficile, anzi, non so se praticamente impossibile arrivare all'approvazione. Ok, quindi queste sono le due misure oggi presenti. Come vi avevo detto all'inizio, noi facciamo questi webinar continuamente in ragione degli strumenti che via via vengono messi a disposizione. Adesso, essendo verso l'estate, questi sono ragionevolmente gli ultimi, poi in questo periodo non bisogna sorprendersi di nulla, ma ragionevolmente gli ultimi strumenti prima della pausa estiva. E allora, come dicevamo all'inizio, se poi ci sono domande, vi ripeto, usate l'icona domande e risposte e alla fine cercheremo di rispondere al meglio. Se servono informazioni specifiche, siamo a disposizione per un contatto diretto. Però volevamo lasciarvi anche con un po' di considerazioni un po' più complessive sul tema delle risorse finanziarie per lo sviluppo. Considerazioni che nascono dalla nostra esperienza, da quello che vediamo succedere in questo momento e diciamo vorremmo proporvele e lasciarvele per una vostra riflessione. Allora, il primo punto che volevamo condividere è che cosa sta succedendo, no? Sul mercato delle risorse finanziarie. Allora, sono sicuramente aumentate le fonti, perché ci sono quelle locali, dalla Camera di Commercio, per capirci, alle associazioni di categoria locali, ci sono quelle regionali, come quelle che abbiamo visto oggi, ci sono quelle nazionali, come per esempio i voucher per il Temporary Export Management, l'Innovation Manager, i bandi Simest. Ci sono progettualità direttamente europee, no? Come sapete, proprio quest'anno inizia il nuovo settennato della pianificazione delle risorse finanziarie. L'anno scorso erano quelle legate, gli ultimi 7 anni erano legate, diciamo, alle tematiche Horizon 2020. Adesso c'è il settennato 21-27, dove anche qui e sempre di più ci sono risorse a disposizione anche delle PMI per progettualità importanti. Quindi abbiamo una geografia sempre più ampia. Abbiamo anche a livello di entità diversi interlocutori, abbiamo quelli pubblici e quindi di nuovo la regione, lo Stato, l'Europa, abbiamo quelli privati, e cioè per esempio i fondi interprofessionali, i fondi di categoria e i fondi indipendenti. Quindi questa è una prima asse di aumento della complessità. Secondo, sono aumentate, e anche qui abbiamo cercato di evidenziare già in queste due misure, le tipologie. Quindi non sono più solo formazione a registro, ma ci sono i voucher per il temporary management, ci sono finanziamenti misti, per esempio le misure Simest sono un finanziamento bancario, anche se poi il canale non è quello delle banche, dove però una parte è a fondo perduto e l'altra è a tasso agevolato senza garanzia. Ci sono i crediti d'imposta, ci sono poi via via anche a questo punto i contributi in termini di equity, cioè di capitale di rischio, che arrivano dalla Cassa Depositi e Prestiti, no? Complice la pandemia, Cassa Depositi e Prestiti, ma anche realtà tipo Veneto Sviluppo, hanno ampliato il loro raggio d'azione soprattutto sulle realtà medie e medio-piccole, CDP addirittura su tutte le tematiche degli incubatori e delle start-up. No? Quindi anche qua non ho più solo un tipo di fondo, no? Ho tante tipologie e non sono alternativi ovviamente questi, sono, diciamo così, un portafoglio di strumenti che io posso costruire per supportare, al di là delle risorse che normalmente l'azienda può ottenere, l'azienda stessa nel percorso di sviluppo. Ci sono addirittura i canali extrabancari. Allora, se noi andiamo oltre quelle che sono le tematiche relative
ai contributi, no? Nel senso più ampio, ma andiamo alla ricerca di finanza di mercato, ci sono anche qui una sterminata e anche molto accessibile fonte e numerosità di accessi. Il fintech, per esempio, sono appunto delle piattaforme di finanza supportata dalla tecnologia dove posso trovare liquidità vendendo le mie fatture o addirittura vendendo il mio magazzino. Il crowdfunding, lo sapete, no? sono piattaforme dove io posso andare a cercare liquidità di rischio utilizzando il web. Club deal e private equity sono invece strumenti con cui io, se sono un'azienda che ha un buon progetto, posso provare a coinvolgere investitori, sia diciamo in modo flessibile, tipicamente un club deal, sia tramite il private equity. Il rumore che avete sentito sotto è il temporale che sta finalmente rinfrescando la nostra. Private equity, cioè investitori istituzionali, per non parlare poi eventualmente di quotazioni, ma qui insomma, andiamo molto oltre. No? E se questo è vero, quindi ho una geografia più ampia, ho numerosità ancora più ampia di strumenti, ho tanti canali che vanno anche oltre i contributi e le agevolazioni, diciamo così, di tipo di supporto, ma ho accesso invece a finanza innovativa, è chiaro che mi devo cominciare a chiedere, no? Come io, come PMI, mi pongo su questo mondo. Anche perché, e questo è l'ultimo filone, il tema secondo noi importante, il focus, come avete visto anche prima, è sempre di più sulla qualità. Il fatto che finalmente speriamo almeno, si sia perso il concetto del click day, o comunque stia riducendo l'ambito in cui si usa questo strumento, sacrosanta scelta, se è confermata, è sintomo del fatto che non si vuole più andare a vedere chi clicca nel decimo di millesimo di secondo, ma a premiare chi invece investe su progettualità serie, sostenibili e di medio periodo. Quindi questo è lo scenario che abbiamo davanti e sarà sempre di più così, no? Perché poi peraltro con le nuove misure diciamo, legate alla pandemia, la quantità di strumenti sarà sempre destinata a crescere. E ovviamente da un lato c'è l'abbondanza, dall'altro c'è l'indigestione. No? Quindi come possiamo provare a, come si dice, mangiare l'elefante a fettine invece che essere invece noi ostruiti, no? Dal provare a mangiarlo tutto in una volta. Allora abbiamo suggerito, ma questa è una mappa assolutamente sì, di puro riferimento, poi è chiaro che può essere declinata ancora in più in dettaglio, però abbiamo provato a segmentare, come ha sempre senso fare, no? E cioè su due dimensioni orizzontali tra interventi operativi, quindi per esempio i cantieri di miglioramento, e investimenti in innovazione di lungo periodo, e sulle colonne sulle tre tipologie che noi vediamo essere disponibili, no? Contributi e agevolazioni su tutto quello che abbiamo visto finora, no? Dal fondo sociale ai crediti d'imposta, ai voucher. Poi seconda colonna i finanziamenti, quindi stiamo parlando in questo caso di debito che devo restituire, ma sono misti, quindi magari devo restituire una parte a tasso agevolato, una parte mi rimane a fondo perduto, e infine al capitale di rischio. No? Quindi io ho da un lato la mia strategia di breve e di lungo, dall'altra parte ho il mio panorama, no? Su quello che posso utilizzare al di là delle mie risorse in quanto azienda, no? Suddiviso secondo noi, ma vi ripeto, tagliare un po' con l'accetta, ma pensiamo che siano utili, che sia utile questa semplificazione, tre canali di ricerca, di reperimento. Allora, provando a riempire questi 6 riquadri, possiamo immaginare che allora quelli che abbiamo visto oggi, il primo esempio in particolare, no? Vanno senz'altro a coprire interventi di tipo operativo, no? Il Fondo Sociale Europeo, i fondi interprofessionali come fondi impresa, fondi dirigenti, i voucher. No? Quindi nel mio tassello, no, di necessità di interventi di questo tipo posso cominciare a dire, vado a vedere all'interno di queste tre tipologie se e quali possono essere disponibili e io possa accedervi. I finanziamenti misti, sempre su interventi operativi, cioè di medio-breve, possono essere per esempio i bandi Simest. No? Bandi Simest che vi ricordo erano si sono esauriti un paio di mesi fa, ma ragionevolmente torneranno, erano orientati a 7-8 misure e davano un contributo di intorno al 40-50% a fondo perduto
e il resto è finanziamento agevolato. Ma se volete anche le piattaforme fintech, cioè se io ho bisogno di liquidità, oltre ad andare a cercarla all'esterno, queste piattaforme mi aiutano a trovarla anche all'interno. Voi sapete che il circolante di un'azienda, quindi i crediti e le scorte, sono una spugna che assorbe liquidità. Allora, le piattaforme fintech possono essere strumenti che strizzano questa spugna e ne fanno uscire tutta la liquidità possibile che va a supportare i nostri interventi operativi. Esempio, posso vendere fatture nelle piattaforme fintech, posso cartolarizzare il mio magazzino in queste piattaforme e quindi vuol dire che il mio circolante si sgonfia, diventa, non è più scorte, non sono più crediti, ma diventa cash, che è nel nostro conto corrente, migliora la nostra posizione finanziaria con le banche, si riducono gli oneri finanziari, ma soprattutto ho cassa più abbondante per fare i nostri interventi di tipo comunque operativo, visto che stiamo parlando comunque di voci di circolante. L'equity potrebbe essere interessante, per esempio, se io ho dei piccoli progetti o comunque delle attività iniziali, accedere al crowdfunding o al seed capital, cioè degli investitori che mettono un chip iniziale, no, necessario a noi per cominciare a fare degli interventi o comunque degli approcci che poi potrebbero diventare innovativi. Se andiamo invece sulla dimensione di medio periodo, che strumenti potremmo avere? Allora, di sicuro è l'area delle agevolazioni, fondamentalmente 4.0, no? Crediti di imposta, i piani regionali per l'innovazione o anche ovviamente in questo caso bandi europei. Bandi europei dove gli importi che si possono ottenere sono molto significativi, abbiamo fatto anche su questo dei webinar recentemente, ma di nuovo anche qui conta moltissimo la qualità del progetto in termini sostanziali, e cioè del contenuto innovativo, piuttosto che se sono bandi su misure LIFE, per esempio la capacità di questi progetti di ridurre l'impatto ambientale. Però questi sono progetti dove si possono avere soldi importanti, ma appunto a fronte di progettualità di tipo significativo. Per quanto riguarda l'aspetto del finanziamento, questo potrebbe essere l'altro strumento, cioè l'aspetto della finanza extrabancaria, no? Di debito, come il bond o il mini bond. Di nuovo, se io ho un progetto interessante, posso andare a cercare qualcuno che mi finanzia nel medio-lungo periodo questa mia progettualità, ovviamente dimostrando io la capacità poi di restituire la finanza stessa. Fino ovviamente al capitale di rischio, no? Quindi la possibilità di coinvolgere gli investitori in club deal piuttosto che addirittura fondi strutturati di private equity. Allora, anche qua, come tutte le classifiche, sconta ovviamente un po' di semplificazioni, però l'idea di fondo è noi dobbiamo avere da un lato una mappa di quello che vogliamo fare, a livello di breve e a livello di lungo. Dall'altro lato devo avere anche, o devo trovare qualcuno che mi aiuta, in questa mappa a trovare tutte quelle che possono essere le strumentazioni per recuperare risorse finanziarie ulteriori a quelle che io normalmente riesco a generare con la mia gestione caratteristica ordinaria. Ok? Quindi se io ho in mente questo, allora affetto il problema, non sono preso dall'ansia, oddio è uscito il bando, adesso cosa faccio? No? Che è la cosa peggiore. E invece, anzi, faccio tesoro di tutte quelle, o comunque di buona parte, perché qualcuno prende i progetti, ma di buona parte di quelle che sono le strumentazioni che via via escono. Io ho già una mia strategia, ho già degli interventi e colloco poi gli strumenti via via che escono all'interno di un piano. Questo è anche molto più credibile verso chi emette questo tipo di agevolazione. No? L'esempio appunto della seconda misura che abbiamo presentato, se io faccio vedere a Veneto Sviluppo che non ho fatto la domanda solo perché è uscito il bando, ma perché io ho già un progetto di medio periodo, la probabilità che venga approvato è decisamente più elevata. Bene, ecco, avviandoci un po' verso la conclusione, poi salvo domande a cui senz'altro potremo rispondere, vi lasciamo con un po' di tips, quindi di suggerimenti e magari anche una call to action. Allora, prima tra questi tips era sicuramente questo. Non chiederti mai che bandi ci sono, perché sarai sempre in ritardo. Cioè, se noi aspettiamo, ed è la difficoltà, ed è la caratteristica perché però prevale nelle aziende,
Se noi aspettiamo a muoversi quando ci sono i bandi, e muoverci intendo dire a pensare cosa posso fare quando ci sono i bandi, sarò costantemente in ritardo. Sarò preso dall'ansia, mi inventerò 4 cose tanto per fare la domanda, ma avrò una probabilità di successo molto, molto bassa. Quindi di nuovo devo avere chiari quelle che sono le mie esigenze e quelli che sono i miei progetti. Poi man mano che arrivano i bandi io sono pronto. Quindi creati una mappa dei progetti, al limite semplicemente con una logica di titoli, no? Senza necessariamente andare a spacchettarli troppo, però io devo sapere, no? Cosa voglio fare nel mio futuro e come potrei utilizzare gli strumenti che poi escono. Monitora gli strumenti e costruisci il tuo portafoglio, no? Quindi quella mappa di prima ogni azienda poi potrà costruirsi in ragione appunto di quello che vuoi fare, della confidenza che ha con i vari strumenti e della necessità che ha ovviamente di capitale. Scrivi e pensi ai progetti come se dovessi convincere un investitore a finanziarti. Questo è un altro tema importante. Siccome il trend fortissimo è che ci si sta sempre di più spostando sulla qualità. Qualità vuol dire che è un progetto ben fatto, che è coerente, che è sostenibile. Di nuovo, io devo fare robe e scriverle in modo che questo siano. No? È chiaro che se è semplicemente per chiedere 60 ore per fare un cantiere lì, non è che debba scrivere, no, un business plan, ma comunque devo spiegare perché sto chiedendo questi soldi, no? E come li utilizzerò e che ritorno mi aspetto dal punto di vista degli investimenti che vado a fare. L'altro tema fondamentale è questo, no? Usare i finanziamenti può essere anche una droga, nel senso che è chiaro che se io posso avere consulenza gratis, tendenzialmente sono più contento. Ma la droga finisce, no? Per fortuna. E siccome appunto se uno è abituato a lavorare solo quando c'è il finanziamento, avrà un andamento a singhiozzo, c'è il finanziamento, faccio le attività, non c'è più il finanziamento, fermo le attività. In realtà anche qui io devo avere in mente una progettualità che potrebbe funzionare anche senza agevolazioni. È chiaro che l'agevolazione possono essere più veloci, no? Posso essere più rapido, posso essere più efficace, posso mettere più risorse. Però è fondamentale questo. Noi abbiamo visto un sacco di aziende che poi sprecano queste cose perché fanno 60 ore, poi finiscono i soldi e ci vediamo quando uscirà il prossimo bando. Magari il prossimo bando esce fra un anno, non è detto che venga preso, no? E si butta via tutto il buono che era stato fatto. Quindi in buona sostanza devi avere un centro interno di competenza o ovviamente collabora con il nostro centro di competenza, no? Cioè confrontati con una realtà come la nostra, ovviamente non siamo certo gli unici, ma diciamo quello che secondo noi ci contraddistingue è che noi questo servizio dei finanziamenti lo facciamo in via prevalente per i nostri clienti con cui lavoriamo su progetti consulenziali. Quindi un valore senz'altro aggiunto che noi possiamo dare è che sappiamo perfettamente di che cosa parliamo quando andiamo a scrivere un progetto, perché li facciamo noi. No? E quindi questo è un fattore secondo noi di coerenza, perché possiamo aiutare le aziende a capire meglio a seconda dei progetti quali strumenti utilizzare, e direi anche di efficacia, perché non dobbiamo incensarci, ma il tasso di approvazione dei nostri progetti è decisamente buono. Quindi questi sono i tips che vi lasciamo. E vi lasciamo anche un'ultima, una call to action, che è questa. Fate una mappa dei vostri finanziamenti e delle agevolazioni che avete usato nel passato. No? Andate a vedere che esperienza avete con queste strumentazioni. Andate a vedere se sono state utili. No? Utili vuol dire mi hanno portato a un miglioramento di qualsiasi tipo, organizzativo, commerciale, sul sistema di controllo, sulle marginalità. Valuta a oggi quante di queste attività sono rimaste attive ed efficaci anche a finanziamento esaurito, cioè l'effetto droga c'è stato oppure no, l'effetto singhiozzo c'è stato oppure no. Cerca di capire qual è stato il motivo per cui avete fatto il bando. No? C'è una progettualità o è un atteggiamento un po' speculativo? Ce l'abbiamo, proviamo. Per carità non è sbagliato, però non può essere l'unico. Prova a collocare gli strumenti nella matrice che abbiamo visto prima. Poi uno può declinarla ancora meglio, però anche giusto per vedere, no? A fronte di quella matrice, quanto più quadranti io ho coperto, tanto più vuol dire che sono stato bravo come azienda
a cogliere diverse opportunità. Quanto meno strumenti o quanto meno quadranti copro, invece, tante più sono state le opportunità che nel passato ho perso, no? Perché vuol dire che non sono andato a prendermi strumenti che invece erano disponibili. Ok? Fatto questo, di nuovo, se volete, possiamo parlarne assieme, no? Per capire se questo tipo di ragionamento e questo tipo di approccio possa farvi migliorare nella capacità, ripeto, di individuare e utilizzare tutti gli strumenti attuali e futuri che saranno disponibili per la vostra crescita. Con questo abbiamo completato. Diamo un occhio se ci sono domande. Ce n'è uno, allora, sì. per il fondo nuove competenze, ci sono novità? È stato rifinanziato, Mara? Non è stato rifinanziato, ma lo rifinanzieranno. Questo è una notizia che so da ieri l'altro. Quindi non è stato... Quindi no, è stato, cioè è ancora chiuso, diciamo, però, perché sono finiti i soldi, sì. però lo rifinanzieranno, a breve anche, credo. Forse, com'è? Settembre, ottobre. Forse anche prima, perché sentivo che ci sono tante aziende che hanno bisogno di accingere a questo e quindi forse si sbrigano un po' prima. Bene, quindi potrebbe essere una sorpresa agostana, no? Sì, sì, perché spesso fanno uscire le cose per agosto, così uno è in vacanza ci pensa. Vabbè. Ecco, poi c'è una richiesta se ci sono le slide, quindi senz'altro di sì. Allora, sì, le slide, ok. Farete un sul fondo nuove competenze e fondi interprofessionali a breve si intende settembre. Salvo che non ci sia delle cose stellari. Sicuramente, allora, do un'anticipazione. Fondi Impresa, che è un fondo interprofessionale, ha fatto uscire un bando che è Economia Circolare, si chiama, sulla sostenibilità, che stiamo studiando e sicuramente faremo un webinar su questo. E quindi, se nel frattempo Fondo Nuove Competenze è stato rifinanziato, lo mettiamo insieme. Sicuramente lo faremo su Fondi Impresa, e Fondi Vigenti si è appena chiuso il 30 giugno, quindi di solito si apre 2 volte l'anno, immagino che per quest'anno non si apra più. Dovrebbe uscire un fondo impresa conto formazione, c'è contributo aggiuntivo, quindi se c'è mettiamo quello, sicuramente per il conto del sistema sì. Sul bando investimenti sarà rifinanziato? Non lo so. Tendenzialmente sto vedendo, però questa è una mia personale valutazione, che tendono a rifinanziarli. Vedo che ultimamente da 2 o 3 mesi c'è il bando, finiscono i soldi, tempo di cercarli da qualche parte e lo riaprono piuttosto di farne uno nuovo. Cioè, quando vedono che ci sono tante persone che hanno, aziende, che hanno esigenza di quella tipologia lì, invece di star lì a inventarsi chissà che, capiscono che è opportuno. Quindi, però, vi teniamo aggiornati. Noi nel nostro sito pubblichiamo sempre i bandi che ci sono in essere, quelli che riusciamo più o meno a gestire, e comunque semmai scriveteci tranquillamente, che mai noi ogni tanto così ci ricordate e vi rispondiamo sicuramente. Peraltro poi anche tutti questi webinar sono caricati su YouTube, quindi uno può anche andarseli a rivedere a seconda magari della misura a cui è interessato. Bene, credo non ci siano altre domande, quindi vi ringraziamo, ci appalesiamo. Vi ringraziamo molto della partecipazione, sempre numerosa, speriamo che sia stato utile. Riflettete un po' durante le vacanze anche su un po' sull'impostazione complessiva e ovviamente siamo a disposizione sempre per discuterne con voi. Arrivederci. Grazie mille, buona serata. Arrivederci.